Buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori. Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi abbiamo raggiunto via Skype il dottor Fabio Monica, che è direttore di gastroenterologia dell'azienda sanitaria universitaria di Trieste. E tra l'altro il dottor Monica è presidente dell'associazione AIGO, ossia Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri. L'abbiamo appunto raggiunto via Skype. Buongiorno, dottor Monica. Un Buongiorno, la cordiale saluto a tutti ringraziamo. i telespettatori e a lei. La ringraziamo per la sua disponibilità, sappiamo che è molto impegnato, d'altra parte il personale sanitario è sempre impegnato, ma in questo periodo lo è particolarmente. Senta, parliamo proprio di gastroenterologia, parliamo di prevenzione alla luce del fatto che adesso effettivamente si approfondiscono sempre tematiche legate al Covid e rischiamo di trascurare invece tutte le altre patologie che sono appunto alla stessa stregua importanti. Ci sono dei dati che riguardano anche gli screening che chiaramente, dovendo tener conto di tempistiche più lunghe, sono fatti in maniera un po' più rallentata rispetto ai periodi, fra virgolette, normali. Mi corregga se Sì, sbaglio. no, è assolutamente corretto perché il problema ce lo portiamo dietro ancora dalla primavera scorsa. Ormai è passato un anno e certe volte sembra difficile pensare a questo, che sono già passati 12 mesi, però la realtà è appunto questa. Ci siamo fermati per 2 mesi. E in quei 2 mesi non sono state mandate le lettere di invito alla popolazione per eseguire il test di primo livello, che è il sangue occulto nelle feci, appunto nell'ambito della campagna di screening di prevenzione del cancro del colon retto, che vi ricordo è la seconda causa di tumore nel maschio e nella donna, e anche la seconda causa di mortalità specifica appunto per tumore. Tornando al discorso dello screening, diciamo che questo ha comportato una riduzione importantissima, appunto degli inviti, con un ritardo che in alcune regioni ha raggiunto livelli piuttosto importanti, 3-4 mesi. In Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto un ritardo di circa 2 mesi. La macchina è ripartita in maniera importante con l'estate. Devo dire che poi il secondo livello, quando c'è a un soggetto viene trovato positivo al test del sangue occulto, viene invitato a eseguire la colonoscopia, che appunto facciamo nelle nostre Certo. gastroenterologie. Noi abbiamo sempre garantito anche durante il lockdown questa attività, e abbiamo continuato poi successivamente e tuttora a garantirla. Devo dirle che un altro dato che un pochino ci preoccupa è il fatto che un po' la paura e il timore da parte delle persone a rivolgersi all'ospedale per venire a fare la colonoscopia ha fatto rinunciare a parecchi di loro, parecchi positivi, diciamo, a rinunciare alla colonoscopia. E vi dico solamente i dati che riguardano la mia realtà di fronte a circa 850-860 sangue occulti positivi che abbiamo avuto nel 2020, circa 150 persone non sono venute a fare. E questo, E questo qua ci preoccupa perché sappiamo che c'è un rischio che ci siano delle persone che abbiano dei polipi o in misura molto minore magari anche dei tumori al colon. ecco, quindi questa è una preoccupazione perché chiaramente si prevede un incremento di determinate patologie nel futuro, se non se non si riesce a porre rimedio o perlomeno Certo, puntare alla prevenzione. ci Sì. sono certo, scusi se lo No, interrompo, no, ma certo. è un argomento molto caldo Sì. questo, che ci preoccupa molto per quanto riguarda proprio la nostra specialità, perché se noi pensiamo allo stomaco, colon e pancreas, abbiamo sicuramente tre tra le neoplasie più frequenti in assoluto.
e quindi abbiamo dei dati che ancora preliminari che sulla base di alcuni dati presenti e simulazioni ci dicono che in particolare, per esempio, per il cancro del colon, fino a quando abbiamo dei ritardi di 2 o 3 mesi, tutto sommato nell'ambito dello screening, grossi problemi non ne avremo. Se però questi arrivano a 6 mesi o addirittura a 12 mesi, c'è un rischio di perdita di esami scusi, di neoplasie di circa il 10% e un ritardo diagnostico inteso come un aggravamento dello stadio di malattia in almeno il 12% delle persone. Quindi il problema è che possono mancare delle diagnosi oppure arrivare troppo tardivamente, quindi quando poi si perde quel grande vantaggio che è quello dello screening di arrivare in fase preclinica, quindi prima che ci siano dei disturbi e quindi una fase precoce in cui ci può garantire una guarigione in oltre il 90% dei pazienti. Quindi che cosa si può fare? Innanzitutto cercare di accelerare per quanto riguarda lo screening e le visite, ma anche puntare sulla prevenzione. Quello sicuro anche dal punto di vista della prevenzione primaria, perché Mm. dobbiamo pensare che in questo periodo effettivamente c'è stato così un le persone si muovono meno, è evidente, Mm. perché non hanno potuto muoversi non solo esternamente, ma nemmeno andare in palestra, quindi si è ridotta l'attività fisica. Il secondo aspetto è ci sono dei dati in cui c'è stato un incremento sicuramente dell'assunzione di cibo e anche di bevande alcoliche, anche se magari è più difficile andare o quasi impossibile adesso andare al ristorante, però con le consegne a domicilio, diciamo che questo è stato un escamotage per riprodurre un pochino, almeno a casa propria, quel piacere di andare al ristorante. Ecco, e proprio per quanto riguarda l'associazione LAIGO, cioè è stato realizzato un vademecum proprio comportamentale, no? Ci sono delle E regole fondamentali proprio per assumere cibi e bevande in maniera corretta anche a casa. In sostanza, sì, abbiamo... non lasciarsi trasportare, no? Dall'entusiasmo, dico Esattamente. no, sono a casa, almeno mi sfogo in questo modo. No, stiamo particolarmente Esa- attenti. Difatti, da questo punto di vista abbiamo proprio fatto questo ragionamento, abbiamo cercato di dare alcune semplici regole, ne abbiamo individuate 7 per dare un supporto a tutti gli italiani affinché possano fare una scelta consapevole di quello che è il ristorante, il menù adatto per essere consegnato a domicilio. La prima cosa da tenere presente è che Sì. attenzione a non confondere la consegna a domicilio con il fast food. Sono due cose estremamente differenti. Dobbiamo stare attenti a fare una valutazione adeguata, quindi fidarsi del ristorante magari dove andavamo abitualmente, sappiamo come cucina, che tipo di alimenti usa. Ripeto, non confondiamolo con il fast food, che di solito è un cibo molto ricco di sale, povero di fibre, e invece Mm. dobbiamo continuare a prediligere questo tipo di alimentazione, quindi ordinare da un menù che sia ben articolato, magari provare anche qualche tipo di cucina un po' diversa, anche delle cucine vegetariane, ci sono dei menù vegetariani estremamente allettanti proprio per cercare di assumere un adeguato contenuto, per esempio, di fibre. Il Sì. fatto anche di muoversi meno, e anche questo condiziona poi determinate funzioni intestinali che devono essere supportate da un adeguato assunzione di fibre, una varietà di cibi, un adeguato introito di acqua. Non esageriamo col vino, con la scusa che, beh, tanto non devo prendere la macchina per tornare a casa dal ristorante, magari mi lascio un po' andare. Ecco, questo non deve succedere. Valutiamo bene anche nei menù nell'offerta se siamo magari, non so, siamo pazienti celiaci,
siamo allergici, intolleranti, per cui valutiamo nel menù se ci sono quelle indicazioni, ci sono dei simboli ben conosciuti per quanto riguarda gli alimenti privi di glutine o privi di lattosio e magari sapere anche poi come si devono riscaldare o terminare la cottura quando ci vengono consegnati. Ecco, un particolare per chiudere, perché purtroppo siamo già in chiusura di trasmissione. Per quanto riguarda il Covid, le precauzioni, anche per evitare, per essere sicuri al 100% che non ci siano contaminazioni, come ci si deve comportare? Allora, noi sappiamo che il virus, il coronavirus attraverso le goccioline Sì. e quindi non attraverso per via aerea e non attraverso gli alimenti. Quindi prima cosa, tranquillità da questo punto di vista. Secondo aspetto, quello che può essere attenzione nel momento in cui, voglio dire, ci viene consegnato. Dobbiamo comportarci come ci comportiamo sostanzialmente al supermercato, è una regola molto, molto semplice. Riceviamo il cibo. Una volta che l'abbiamo ricevuto, ci laviamo bene le mani con quei 20-30 secondi con quelle misure che ormai conosciamo benissimo e non ci sono alcun problema per quanto riguarda la trasmissione, anche perché si è visto sì che sopravvive in molte superfici, ma la via di trasmissione da questo punto di vista direi che possiamo sostanzialmente escluderla. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento settimanale. Non posso fare altro che ringraziare il dottor Fabio Monica, abbiamo detto direttore di gastroenterologia dell'azienda sanitaria universitaria di Trieste, nonché presidente appunto del presidente nazionale dell'AIGO. Dottor Monica, grazie per essere stato con noi e io spero di poterla sentire magari più avanti, no? Per un aggiornamento per quanto riguarda la situazione e per parlare Con anche con grande di piacere patenti. e Sì. ringrazio voi per l'opportunità che mi è stata data. Grazie quindi al dottor Fabio Monica, grazie ai nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 13:15. Grazie, arrivederci.